10 anni fa gli operai andavano a casa a turni perché non aveva spazio, e adesso non vediamo un operaio che lavora su queste aziende qua. Facciamo a meno di pagare le tasse per qualche anno. Insomma, è da mesi che andiamo ripetendo che quella delle imprese al collasso è un'emergenza, non soltanto locale, un'emergenza nazionale, perché in altre regioni ci sono meno imprenditori, ma ci sono gli stessi problemi: mancanza del credito, imprenditori che hanno crediti e che, non avendo i soldi che a loro spettano dalle imprese le quali hanno lavorato, si ritrovano davvero in condizioni difficilissime. Ed è successo oggi a Perugia. Un uomo, un imprenditore, è entrato nella regione Umbria, ha sparato a 2 impiegate colpevoli di non avergli dato un prestito che lui riteneva di dover avere, e poi si è suicidato. Sono drammi che sono accaduti qui e che accadranno anche altrove se le cose non cambiano. Noi continuiamo a parlarne perché non si può omettere di raccontare queste storie e di portare alla luce un problema che altrimenti nessuno vorrà risolvere. Quindi ne parliamo anche questa sera, ovviamente. Allora, Alessia Bellon, però il problema è che quando il cittadino deve allo Stato qualcosa, appunto, viene subito sollecitato a farlo anche pesantemente. Quando lo Stato deve a un imprenditore un sacco di soldi, nessuno può far nulla, perché 90 miliardi di crediti vuol dire sono 2 manovre. Allora, possibile che non ci sia uno strumento, una legge che obblighi chi deve pagare entro 60 giorni a farlo, pena delle sanzioni pesantissime, o l'arresto di chi manda a morire questa gente non pagando? Possibile? Sì, questa è una constatazione vera di quanto sta accadendo oggi qua per chi fa impresa. Vorrei velocemente replicare a quanto ho sentito adesso in questo primo giro. Prima di tutto al titolo della trasmissione, cioè di non pagare le tasse cioè meglio non pagare le tasse che suicidarsi. È quello che dice Muraro, insomma, sì, no? C'è il virgolettato. Secondo me affermare questo significa alzare bandiera bianca, detta da un politico che fa parte di una classe politica che ha una responsabilità su quanto sta accadendo. E quindi alzare bandiera bianca di fronte a questo fallimento e dare una non risposta. I veneti sono persone che vogliono pagare le tasse, che sono corretti, che amano la loro comunità e lo dimostrano in tantissimi modi. La mia risposta è quanto diceva Muraro, no? Dobbiamo denunciare il fatto che non siamo più in grado di sostenere questo Stato. Sì, è vero, chi fa parte della classe politica lo sa e sa quanto costa lo Stato italiano sui veneti e sul Veneto. Il Veneto è la regione che dalle statistiche dicono è quella che prende meno, a cui lo Stato italiano ritorna meno in termini di tasse, quindi è quella più tartassata. Quindi io chiedo anche ai politici che sono qui stasera in studio cosa hanno fatto in questi anni per far ritornare ai veneti le risorse che loro hanno dato a Roma. Ricordo la cifra del residuo fiscale dei veneti che è 20 miliardi
all'incirca ogni anno, e quindi 20 miliardi rispetto ai 159 milioni che prima, su cui ragionava Tocchetto, è un'inezia, perché 20 miliardi significa circa 3.900 euro a Veneto, a cittadino, significa per gli abitanti della sola città di Treviso sono 320 milioni ogni anno che mancano ai cittadini di Treviso, una città di 80.000 abitanti. Ecco, questo quindi ritornare queste risorse qua in Veneto significa dare molto più sviluppo al Veneto, significa ridurre la tassazione per i cittadini veneti. Quindi il Veneto porta e sopporta un peso fiscale altissimo e la classe politica attuale deve dare una risposta prima di tutto a questo problema, e quindi io non lo farei delegandolo a Roma, come diceva prima Tocchetto. Chiediamo a Roma o alla classe politica romana che ci dia risposta. La risposta ce l'abbiamo da più di 50 anni ed è sempre la stessa, ed è ancora più netta, tanto più che qui in questo territorio è il più tartassato d'Italia. Continuo il giro dicendo a Nicola Finco che chiedeva di togliersi le casacche. Ecco, io dico assumiamoci le responsabilità, o chi ha governato finora si assuma le responsabilità in maniera chiara del fallimento che stiamo vivendo oggi. Oppure, e altro sintomo è quello di Gottardo, quindi un altro politico di lungo corso che ha parlato sì di antropologia ma non ha dato soluzione. Io lo invito stasera a portare delle soluzioni concrete per i veneti, perché di questo abbiamo bisogno, perché se le persone si tolgono la vita e si suicidano è perché di fronte a loro non vedono la luce in fondo al tunnel. Quindi il nostro compito stasera è quello di dare risposte immediate. Sappiamo dove sono i problemi e sappiamo come si possono risolvere queste situazioni. Ecco, noi come Indipendenza Veneta siamo impegnati già da molto tempo a portare delle soluzioni concrete per i veneti, e lo facciamo con un'azione di lobbying sui partiti che attualmente governano il Veneto, chiedendo di dare la parola ai veneti con uno strumento molto semplice che è il referendum. Chiediamo ai veneti cosa vogliono fare del loro Veneto. Vogliamo restare all'interno del Titanic Italia che sta affondando, come diceva anche Tocchetto, cioè una Roma che non ascolta le esigenze di veneti, non sa dare risposte, o vogliamo staccarci dal Veneto e trasferirci in Veneto, trasferirci nel nostro Veneto, quindi valorizzare la nostra cultura, le nostre aziende, quello che noi sappiamo far meglio, e ridare vita a questo territorio. Alessia Bellon. Sì, io invito tutti ad alzare ancora di più il tiro sulle proposte, soluzioni che i veneti si aspettano, i cittadini si aspettano. La crisi è profondissima, è una crisi economica, lo sappiamo, ormai da 12 anni l'Italia è lo Stato al mondo che cresce meno, negli ultimi anni addirittura indici negativi. Siamo in una crisi sociale, i suicidi ne sono purtroppo una cartina del tornasole, c'è una crisi culturale anche che stiamo vivendo. Ecco, quindi la risposta a queste soluzioni non può essere solamente come impieghiamo delle tasse in più che rastrelliamo dei veneti quest'anno, piuttosto che qualche milione di euro in più o qua o là. Si deve cambiare prospettiva, alzare lo sguardo e cercare delle soluzioni nuove. Ecco, questo è il cambiamento totale, radicale, che serve per far rifiorire il Veneto. Questo cambiamento di prospettiva noi lo stiamo chiedendo come Indipendenza Veneta già da un anno, e per far questo abbiamo presentato una nostra proposta di legge da far discutere in Consiglio regionale del Veneto. Su questo stiamo aspettando un atto di responsabilità e di coraggio da parte dei consiglieri della Regione, che non è appunto solamente discutere di tasse, di leggi o di fare una commissione di ricerca su questo o su quell'altra cosa, è di assumersi responsabilità e di dare delle soluzioni di più ampio respiro, di chiedere ai veneti cosa vogliono fare i veneti del proprio destino. E allora
Su questo, il Consiglio regionale è il luogo più adatto dove discutere del futuro del Veneto. E se il Veneto è così oggi, o magari ci sono poche imprese, no? Come diceva prima Bottaccina, che prendono gli appalti, è perché proprio queste poche imprese e classe politica sono proprio quelli che ingessano il Veneto, lo tengono in questo stato e sono quelli che preferiscono stare all'interno di questo stato marcio, mafioso, clientelare, da cui guadagnano. E non vogliono invece un paese libero, nuovo, moderno, agganciato all'innovazione e al futuro. E quando si parla di ancora soldi, di come destinare ancora soldi, rastrellare soldi, ma non si guarda ad esempio ai 60 consiglieri veneti e agli stipendi che prendono mensilmente, pagati puntualmente con i soldi delle tasse dei veneti, e non si ha un minimo di coraggio di fare anche un atto di responsabilità personale verso i veneti stessi o alla situazione gravissima che stiamo vivendo, perché prima Nicola Finco diceva ho degli amici che non prendono lo stipendio da 3 mesi, e allora lo sapete la situazione com'è fuori? Allora, Finco. No, allora, per quel che riguarda, visto che ha toccato la questione del referendum, io non sono contro la vostra linea, il vostro pensiero, però secondo me il Veneto, non ci sono le condizioni al momento per fare un referendum del genere. Bisogna avviare un percorso, come più volte ha detto anche Zaia, che ci porti a farlo, se lo facciamo in maniera legale, in modo che non venga impugnato, certo, e così buttiamo via una montagna legale di soldi. E mi sembra che sia il Presidente Zaia che il vostro rappresentante Morosin abbiano già preso dei contatti per vedere cosa è possibile fare assieme, per vedere se è possibile fare questo referendum. Per quello che riguarda gli stipendi dei consiglieri, allora... Scusa, ti tolgo ogni dubbio, è possibile farlo, è questione di agenda politica e di cosa i consiglieri decidono di quale risposta dare ai veneti. Va bene, sono contento che te sei così convinta, però da quello che sappiamo noi non è proprio così semplice, perché la Costituzione attualmente purtroppo non lo prevede. Comunque, tornando al discorso dei... allora la Costituzione non prevede nemmeno che non si paghino le tasse? Cioè, di cosa stiamo parlando? Però se io domani mattina faccio il referendum e il giorno dopo la Corte di Cassazione me lo boccia, io ho buttato via 20 milioni di euro per fare il referendum e siamo come prima. Però non facciamo la polemica sul referendum. No, comunque tornando alla questione degli stipendi, perché lo sai che non sottostà alla Costituzione italiana, ma se a te serve questo purtroppo ogni paravento... volta si fa... Okay. Cioè, si mette...